Javier Marias è il vincitore dell'11ª edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa con l'opera Gli Innamoramenti. Martedì si aprirà il sipario sulla prestigiosa kermesse letteraria che da 11 anni richiama a Santa Margherita di Belice eminenti personalità del mondo della cultura internazionale. Grande entusiasmo da parte del direttore del premio, Tonino Bonifacio, a pochi giorni dal via dell'evento. Direttore, martedì il via dell'11ª edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Come si stanno svolgendo i preparativi? Siamo già pronti per ospitare quello che veramente quest'anno si presenta come uno degli eventi della cultura italiana. Il Premio Letterario Tomasi di Lampedusa senz'altro si è attestato in questi ultimi anni come una punta di diamante della cultura letteraria italiana e proprio quest'anno noi celebreremo il Premio Letterario attraverso la grande figura di uno dei più grandi scrittori della cultura europea che è Javier Marias. Chiaramente avremo anche gli ospiti d'onore così come ogni anno e quest'anno avremo quella che può essere definita la voce della poesia, della canzone italiana, che è Fiorella Mannoia, che è la nostra ospite d'onore, e poi Sebastiano Somma, che reciterà alcuni frammenti del Gattopardo. È un invito ufficiale a Santa Margherita di Belice, martedì 5 agosto alle ore 20:45 in piazza Matteotti. La piazza, quel straordinario scenario antistante il Palazzo Filangieri di Cutò, residenza estiva di Giuseppe Tomasi Lampedusa.